Dovete sapere, amici bellini, che in America ci sono diversi tipi di patate. Ci sono le patate dolci, ci sono le patate dell'Idaho, ci sono tante patate. E chissà quale patate coltivano, perché il campo è la prima cosa, secondo me, di cui bisogna parlare. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi pare, perché i temi sono tantissimi su questa partita. Io, come mi vedete, sono in esterna, il che fare tantissimo, e ovviamente ascoltata per radio molto attentamente, poi con gli amici bellini abbonati che mi tengono, è come guardarla, perché poi mi hanno mandato alcuni highlights, mini highlights, insomma io so tutto, però voi nei commenti mi dite: guarda, hai avuto un'impressione sbagliata, perché io l'ho vista così. Come si fa? Allora, prima un passaggio da tifoso del Napoli, perché abbiamo un allenatore che Elmas non l'ha fatto giocare quando serviva, e quando evidentemente è in una forma straordinaria, è in una brillantezza incredibile, se ne va. Elmas se ne va, Elmas ha dribbling, Elmas ha tecnica, Elmas ha fisicità, se ne va. Quindi questa è la prima riflessione. Contemporaneamente a questa riflessione, Spalletti, quando è il momento invece di mettere Raspadori, perché noi ci stiamo ingrippando su Raspadori, deve giocare o non deve giocare, questa era forse la partita dove tu devi mettere subito Raspadori dietro Immobile. Se vedi che non si sta sviluppando bene, poi mi si potrà dire le fasi centrali erano intasate, col senno di poi è facile dirlo, però Raspadori dai una mano ad Immobile, è uno che vede la porta e la vede meglio di altri, e niente, proprio lanciato nella mischia all'89esimo. Mi fa strano. Io poi su Gnonto non lo so onestamente quanto sia performante il ragazzo, non lo so, ho dei dubbi, forse un bias mio, non lo so. Però l'analisi deve essere a 360 gradi. Prima di tutto è chiaro, la prima cosa che mi viene in mente è la carne, questa è, gli ingredienti, no? Per fare un piatto, questi sono, e tu puoi spostare, puoi mettere un po' così il seasoning sopra, ma alla fine quello è. E quindi anche per Spalletti sarà difficile, gli devi dare un po' di tempo, deve lavorare, deve conoscerli bene, e quindi questo è difficile immaginare non lo so, come ha giocato Cristante. Io non lo vedo Cristante fare il regista alla Lobotka. Se tu mantieni il 4-3-3 e vuoi fare una roba tipo Italia, tipo Napoli, nell'Italia, inventati uno Scalvini. Ecco, mi viene in mente questa cosa qua. Ti inventi uno Scalvini, magari regista, e potrebbe essere più performante. Se non ne hai altri, se Locatelli non lo vedi regista. Io non lo so se Cristante ti garantisce quella qualità e quella velocità nel fraseggio che serve se vuoi fare il regista così. Non hai uno Zielinski, allora sempre il punto di vista di chi conosce bene il calcio di Spalletti: se non hai uno Zielinski là, Tonali, che comunque ha preso un palo, e lì ti puoi immaginare un Frattesi, che è una mezzala di grande inserimento, che ti riempie l'aria e che ha gol nelle gambe così. Dall'altra parte Barella può fare il lavoro probabilmente di Anghissà, e se vuoi più fisicità perché va Di Lorenzo e quindi qualcuno lo deve coprire, puoi mettere anche Cristante lì in mezzala, secondo me. Ma questi sono tutti discorsi che lasciano un pochino il tempo che trovano. Mi dicono di un Politano che non ha fatto un grande primo tempo, assolutamente, quindi ritorniamo al discorso di prima. Politano ha fatto benino con il Napoli, quindi non è che me la prendevo così, ma c'hai Elmas in questa forma, è mai possibile che si è trasformato completamente nella Macedonia? Nel frattempo piove sul governo ladro, e quindi questa è una delle altre considerazioni. Il gol è colpa di Donnarumma? Probabilmente, se è il suo palo. Non è la prima volta che prende un gol così. Mamma mia, sta venendo proprio giù. E questa sapete che cos'è? Perché poi l'altra considerazione è che questa è la maledizione di ADL. È un classico assoluto, che ADL, se te lo metti contro, qualcosa succede e non va bene poi il continuo della carriera.
non lo so come andrà a finire quella storia là, sicuramente è una storia fastidiosa, è una storia che è infame, non è bello, non è bello lavorare con questo peso sulle spalle di una cosa legale che poi si deve sviluppare, non è benissimo. Poi ci sono state le polemiche, Spalletti resta a maniche lunghe, no, poi Spalletti si alza la manica, fa vedere il tatuaggio, però i giornali quando mettono l'immagine di Spalletti ci schiaffano immobile sopra il braccio così non si vede il tatuaggio del Napoli. Tutta una serie di cose imponderabili che lasciano veramente l'amaro in bocca per una squadra che insomma la nazionale si deve ritrovare. È impossibile di nuovo steccare, perché poi si diventa risultatisti per forza, perché ad un certo punto il risultato deve arrivare a discapito di una prestazione. Io non credo che la prestazione sia stata eccellente. Io sentivo telecronisti e giravo anche varie radio per non essere troppo influenzato da una radio rispetto a un'altra. Telecronisti non entusiasti neanche del gioco dell'Italia, certo col campo come fai, però così diventa drammatica, una nazionale che se la sta ridendo Mancini in questo momento, se la starà sorridendo Mancini, e io la vorrò rivedere per capire se ci sono dei meccanismi, se si può fare meglio, se ha più senso passare a un 4-2-3-1, se ti serve effettivamente Chiesa, se ti serve Pellegrini che ti sono venuti meno all'ultimo, se la punta deve essere Immobile o se dovrebbe essere Scamacca, perché Scamacca è un altro che adesso con la cura Gasperini potrebbe diventare una pedina importante per l'Italia, e visto che Immobile, esistono le storie strane che tu funzioni in un club dove tutto gira intorno a te e fai gol a raffica, vai da un'altra parte e non segni, vai in nazionale e non segni. Immobile ha segnato, però funziona? Voglio dire, funziona? Oppure è meno performante? Tutte domande che vi lascio nei commenti, perché il dibattito deve esplodere e c'era curiosità. Io ero molto curioso di capire questo primo impatto con Spalletti. La nazionale non è andata benissimo, ma ci sono molti altri spunti che vi potete dare. Non lo so, c'ho un mezzo pizzo al riso. L'importante, anche a livello egoistico, è che non si siano fatti male, perché l'avete visto il portiere che mette il piede nella zona, si gira il ginocchio, poteva essere una cosa così. Non so se Mancini è una cosa grave, perché Mancini ha dovuto lasciare il campo. E attenzione, non facciamoci male, già poi con l'Ucraina diventa una partita di patema d'animo, perché devi cominciare a vincere per forza, non puoi rischiare. La classifica ancora non è ben definita, ma non puoi rischiare che poi pure con l'Ucraina diventa durissima per questa Italia. ADL colpisce ancora. Nel finale noi non abbiamo parlato perché c'era da stendere veli pietosissimi sul tweet, no, del Napoli contro i giornalisti, le cose che dicono, stanno dicendo tutte, e poi tutta una serie di cose, di tweet poi sbagliati dal Napoli, Lobotka chiamato sloveno invece che slovacco, perché poi Lobotka ha giocato nonostante la perdita del padre, grande professionista, e l'avete chiamato sloveno, e tutta una serie di commenti su Twitter, dice, ma che state facendo? Ma veramente potete cambiare, modificate, fate in fretta e modificate. Invece pare che il Napoli abbia cancellato proprio il tweet, togliamo da mezzo così non ci rispondono più. E quando tu accusi i giornalisti di dire devi essere 2 volte più preciso, l'autocorrezione non ha importanza, devi essere corretto, devi controllare. Devi essere 2 volte più preciso, perché sennò ti vengono a dire, e te lo devi tenere, che sei inopportuno in certi errori che fai. E poi l'ultimo che mi hanno girato è che l'account ufficiale del Napoli parla di cinema e dice no, il premio Luigi De Laurenti. No, signori miei, no, perché se io sono solamente un tifoso del calcio, se io seguo l'account del Napoli per sapere le cose del calcio e del Napoli, se a me il cinema non piace proprio, non mi interessa, non è il caso mio perché a me piace moltissimo, ma se a me non interessa, ma perché mi devi utilizzare l'account del Napoli? Utilizza il tuo account
come a Aurelio De Laurentiis e fai tutte le cose tue di cinema. Non puoi utilizzare quello del Napoli per fare le cose tue di cinema. Non è, è fastidioso per i tifosi. Siamo in un momento delicato dove dobbiamo unirci tutti e certi atteggiamenti anche social secondo me tendono a inasprire. Quasi ti viene loro lo stai facendo apposta perché vuoi vederci litigare. Vuoi vedere quelli là che dicono che state facendo e quegli altri che dicono sì, siamo forti, anzi attacchi il presidente. È sempre quel litigio tra di noi, perché ricordiamoci che noi non abbiamo un derby, non abbiamo un'altra squadra a Napoli con cui prendercela, no? Lazio e Roma si sfottono tra di loro, Milan e Inter si sfottono tra di loro, noi ci sfottiamo tra di noi, tra chi è super pro e chi è super contro, e chi poi si trova in mezzo, che cerca di fare un po' di equilibrio, di attesa, piano con Garzia, però lo capisco, ci sono delle perplessità che non si risolvono. Piano anche con Spalletti, però anche lì lo capisco. È difficile friggere il pesce con l'acqua. Dalla Pennsylvania, Valerio Fluido, Azzurro Fluido e tutto. Fatemi sapere come l'avete vista, perché come avete visto è malacqua.